Stamattina ci si è svegliati qui. Vedi a cosa serve il sottopentola? Caffè. Guarda Pio! Cappuccino, adesso facciamo il cappuccino. Argentario. Come si dorme nel nuovo letto, Vio? Bene. Ciambellina di nonna che ci vuole. Ci vuole Mantelline. sempre. Dai, buono. Buono, buono. Senterino per arrivare in cima, croce monumentale e poi arriviamo in cima. Oggi io volevo fare il bagno al mare, ma... Sì, bagno al mare, ma cosa? Bagno al mare! Al mare! Mi sa che no. Telegrafo. Sarebbe molto... è molto bello, però peccato. Molto fastidioso, peccato. Non posso neanche parlare del gioco. No. Però bello. Peccato che non si vede. Ormai siamo a metà della discesa. Verso la macchina. Ecco, guarda, la vedi la croce? Dobbiamo arrivare là. Croce monumentale, prossima tappa. Let's go. Sotto la croce, la vista è stupenda, quanto si riesca a vedere. Tra poco ne andiamo là, giù, Veniglia, a mangiare. Vedi quanto. Siamo ritornati a casa. Cosa? Ora si vede un po' di più di prima. È bello, molto bello. Pappa che ci andremo a mangiare in Feniglia. So che tira un mucchio di vento. Fame! Pasta al pesto. Andiamo a dare un occhio alla palude, dai. Di là tira vento. Sicuramente. Guarda, là si vede le corridore. Si vede? Guarda, quello là è il telegrafo, quello là in cima. Andiamo là. Tadan, tadan. Siamo qui a fare un po' di bird watching. Abbiamo mangiato in questo bellissimo posto alla nostra sinistra e si va un po' in fly, come vedremo. Due nascondiamo indietro verso l'Argentario, andiamo là, porto Empoli. Bello, molto bello, peccato davvero per questa corsia che era una gran pista. Però rimane molto bello, veramente molto bello. Ce ne andiamo via dalla famiglia, posto spettacolare, ho visto un botto, un botto. Adesso andiamo a Porto Ercole a farci un giretto, mangiare un gelato, non ci vuole. Gelatino, gelatino. Oggi comunque ti dico, tra un cazzo e un altro, adesso dopo ci guardo, ma secondo me già 16-17 km abbiamo fatto tutti. Camminando così tra un cazzo e un altro. Però abbiamo camminato. Spacca, ora ci vuole un gelato, dai. Un gelato. Tomorrow. Allora, colazione fatta ieri sera, poi dopo è stato un po' così, tirava tanto vento, abbiamo dovuto fare un po' di strada, sterrata, un po' così.
abbastanza anche strong. Poi ci siamo fermati in questo posto. Peccato per la vista, là ci dovrebbe essere l'isola del Giglio. Questo è quello che ha. Si vede poco, visibilità bassa. E tanto vento. Stanotte si ballava. Si ballava, però comunque si dorme bene. Qua colazioncina fatta e niente, basta. Abbiamo lavato la roba di ieri sera, abbiamo fatto gli hamburger. Tra poco si parte. Ora scendiamo a Marmont. Violetta è stata avvolta da una pietra. In lontananza un bellissimo scoglio. Guarda qua! Che ondone! Che acqua azzurra però, mi mancava! Stupendo! Due, tre ondine! Sono di là allora, sentiero per Cave Grande. Ci siamo quasi. Oggi era un po' meno vento di prima, però dopo il drone l'abbiamo perso. Peccato. Ed eccoci Cala Grande. Guarda, qui la faccio, Devo vedere. guarda, vedi che la vita Sentiero per la cacciarella. Vediamo se sarà bella quanto quella di prima. no. Dici di no, via? No.
bagno. Porta Santo Stefano, proprio lui. Però c'ho un bel girettino per la zona. The next morning. Buongiorno. Altra giornata nuvolosa. Peccato. Peccato. Siamo qua a ghiaccio forte, insediamento etrusco. E adesso andiamo a Sant'Urne. Oppala! Termine. Oh, abbiamo trovato la discesa corretta. Pieno di gente, su, sta meglio qua. Doccetta. Testiamo un po' il sistema doccia. Sistema doccina. Vediamo come. Vuoi un po' di acqua? Il sistema è funzionante. Acqua arriva. Questo è quanto. Aspetta, anche il phon. Stiamo attrezzati. E dopo questa bella doccia, dopo 4 giorni, no, dopo 3 giorni, adesso andiamo a Pitigliano. Allora, il setup di oggi della cucina è questo: pasta con tonno rosso per Pasqua, perché è giusto così. Che festa. Tac, guarda un po' che vista. Oggi mangiamo veramente con una gran vista per Pasqua. Porta d'accesso. Pitigliano vecchia. Sì, è molto carino. Let's go. Che bellini che sono sti vicoli, stupendi. Anche qui. E ora andiamo a fare un po' di via cava, un po' di sentiero. Dopo questo paesino spettacolare. Lì, Sì, prosegui dritto. dentro il coso. No, tutti qua. Belle tutte queste cavette qui. Sono davvero carine. Bellissimo. È caldissimo comunque, mamma mia. Via Cava di San Giuseppe questa. Oh, la levata. Stupendo. Stupendo. E siamo ritornati all'edicola di San Giuseppe. Ora si torna verso Pitigliano, altro girettino per il centro storico che è magnifico, e poi si va a Sorano, altro paesino simile. Siamo arrivati a Sorano, ingresso dalla fortezza, direi che un ingresso migliore di questo non potevamo prenderlo, totalmente a caso, ma top! Stupendo. Rimpiango di non avere il drone. Rimpiango tanto di questa cosa. Stupendo questo posto. Ora troviamo la via cava di... non mi ricordo di chi. Via cava di... boh. Sto cazzo. No, non mi ricordo di chi. Via cava di... boh, dove ci guardo? San Rocco.
cima a Sorano. E ora andiamo a fare il sentiero delle vie cave di qua, dai. Bella quella porta blu. Stona un po', però è molto carina. Ma è bellissimo. Vedere di fuoco. Qui tira. Madonna. Sì, guarda. Che bello. Ed eccoci arrivati in cima al Greppo e questo è Sorano, dall'altra montagnola di fronte. Bellissimo, bellissimo. È veramente carina. Con tutti i buchi, ma quanti ce ne sono? Dove bella macchina là in cima. Quello veramente. Vogliamo esattamente lì, dietro quella porta. Sì. Però bello veramente. Boh. Ma guarda che passaggio che hanno creato. Guarda che passaggio che hanno creato. Si vedrà niente. Però se andiamo guarda. Ho un freddo boia. Siamo quasi 1700 metri. Stasera non abbiamo cibo. Oh, così. Basta avere l'acqua, dai. Mangiare il cioccolato di uovo di Pasqua. È Pasqua. Ci siamo. Vetta del Montamiata. Non so bene l'altezza, 1700 qualcosa. Ci sarà scritto qui. Vetta Montamiata 1725. Lui dice 1734. Bellissima sta torre, bellissima. Poi non c'è nessuno. Attenzione, la vista è stupenda. Non si vede niente. E non c'è nebbia, è tutta polvere questa. Polvere secca. Che freddo che è stupendo. Figo. Bellissima questa cosa qui che hanno costruito. Bello, bello bello. Oh, si intravede un qualche colore. Non abbiamo visto il sole da quando siamo partiti, è da giovedì che non vediamo il sole, solo polvere. Bellissimo, bellissimo. Peccato per la Madonnina faceva confine tra provincia di Siena e Grosseto. Carina come roba. Molto carina. Non so se si riesce a vedere con la telecamerina, ma là ci sono 5 cinghiali, anche belli grossi. E sono dove dobbiamo scendere noi, quindi boh. Vedremo il da farsi, vedremo il da farsi. Viola cammina veloce. C'è il cinghiale che è lì. È proprio lì dietro. Ma è una bestia, è un cinghiale gigante. È veramente grande. Cerchiamo un buon ristorante dove mangiare cinghiale. The next day. Ultima mattina, colazione. Se devo finire la mia opera d'arte. Siamo qua a vista Val d'Orcia, o almeno dovrebbe essere, però c'è questa sabbiolona nell'aria che non ci fa vedere niente.
Questo qua è Castiglione d'Orcia, dove andremo dopo. Adesso andiamo a Bagni di San Filippo finita la colazione. Però davvero davvero peccato perché non si vede niente. Siamo ai Bagni di San Filippo, ora andiamo a farci un bel bagno con questa mezza pioggia, questo climaccio un po' così, un po' così. Siamo arrivati ai mitici Bagni di San Filippo, di là c'è la cascatella, adesso andiamo a vedere. Qua. Questo è il posticino, adesso andiamo a vedere di andare di sotto perché sembra molto bello, molto bello. Stupendo sto posto qui, mamma mia che bello, Che bello, cazzo. davvero davvero bello, mamma mia, stupendo, ma anche lassù, bellissimo. Bagni fatti molto golosi, acqua bollente, siamo allessati. Una bella arancina, ma inizia a diluviare, Poco due. perfetto. Perfetto! Mangia l'arancina. Numero. Vabbè. Che poi sta pioggia ci sporca più di qualsiasi altra cosa. Sabbia. Come allerci. Pam! Scendiamo giù verso il borghetto sotto la rocca di Tentennano della Val d'Orcia. È una bellissima Val d'Orcia. Peccato sempre per la vista perché è sempre un peccato perché non si vede niente, però è davvero davvero bello. Siamo nel borghettino, molto silenzioso, molto immobile anche questo. Bello però, sono tutti molto carini. Con la cupola. Siamo dei gattini. Ecco, l'altro si nasconde. Eccolo. Siamo al parco termale dei Mulini. Ci facciamo un giretto, niente bagno purtroppo, anche se ti dico, non faremo il piede. Cazzo. E niente, pensavo ci fosse qualcosa da fare il bagno, ma invece qui non c'è. Dovrebbe esserci da qualche altra parte, volevo vederla però. Le abbiamo viste, con quella là in fondo, però sono un po' così, non mi ispirano troppo, dico la verità. Ma infatti io pensavo di queste qua sotto. Dietro bellissimo. Io pensavo queste qua. No. Ah, sì, cazzo, anche quelle. Sì, Non sì, quelle sì, di quello ma la fogna. sì. Sì, anche loro non le avevo viste. Però mo piove un po' tanto, ci spostiamo. Non cambierà niente, ma ci spostiamo. E vabbè. Sto viaggio finirà con la pioggia. È iniziato col brutto tempo, finisce col brutto tempo. E niente, finisce così il nostro viaggetto. Tornati a casa. Abbiamo provato a cercare zone dove non pioveva, ma pioveva ovunque. E quindi niente Val d'Orcia purtroppo, sarà per un'altra volta. Peccato. E niente. Tornati a casa, l'unica volta in cui vediamo il cielo.